La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Siamo di nuovo insieme, telespettatori di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre. Il consueto appuntamento del giovedì sera per parlare di calcio dilettantistico, come al solito promozione e prima categoria. Tra l'altro la promozione proprio domenica ha vissuto la sua ultima giornata per quanto riguarda la stagione regolare. Domenica partiranno i playoff e i playout. Noi invece adesso partiamo subito con i risultati e lo facciamo con il girone A. Tutto da decidere nel girone A dopo il verdetto del giudice sportivo. Aragona ed Alcamo ritorneranno in campo per uno spareggio drammatico domenica prossima a Petralia Soprana. Ma guardiamo per intanto i risultati dell'ultima giornata. Atletico Partinico batte Terasini Mundi 6-0, Alcamo 1928 batte Margheritese 2018 3-0, vince fuori casa il Città di Marineo Calcio 5-1 contro l'Aspra, 3-0 del Casteltermini contro il Salemi, 4-3 del Città di Casteldaccia contro lo Sport Palermo. Vittoria esterna per l'Aragona 1-0 contro il Fulgatore, così come il Camporeale che vince 2-1 contro il Mazzara 1946 ed infine Valderice Calcio batte Gemini Calcio 3-0. In base anche al verdetto del giudice sportivo, questa è la nuova classifica. Aragona Calcio ed Alcamo 1928 73 punti, con 63 Città di Marineo Calcio, 60 punti Valderice Calcio con 58 Gemini Calcio, 52 punti per l'Atletico Partinico con 50 Margheritese 2018, 42 punti Salemi con 36 Mazzara 1946, 32 punti il Camporeale Calcio con 31 Sport Palermo, 30 punti Città di Casteldaccia con 27 il Fulgatore, retrocesso in terzultima posizione il Casteltermini a 26 punti, Aspra 20 punti, ultimo in classifica il Terasini Mundi con 10 punti. E come abbiamo detto poc'anzi, Aragona Calcio che giocherà uno spareggio drammatico contro l'Alcamo domenica prossima a Petralia Soprana. La squadra vincente volerà nel campionato di eccellenza che disputerà la prossima stagione. La squadra perdente sarà costretta a giocare i playoff. Playoff che partiranno giorno 3. Per quanto riguarda invece i playout, la partita sarà tra Casteltermini ed Aspra. Vogliamo anche ricordare il capocannoniere del girone A, ovvero Fabrizio Monti dello Sport Palermo, che vince la classifica con 22 reti. Amici sportivi, un cordiale saluto da Luca Di Noto, ben ritrovati dallo stadio comunale di Mazara del Vallo, lo stadio Nino Vaccara, dove quest'oggi si gioca la sfida valida per la 30ª e ultima giornata della regular season del campionato di promozione Girone A tra Mazara e Camporeale. Il mancino a cambiare gioco sulla sinistra. Avanza adesso la formazione ospite con questo lancio in avanti per Landa. Prova a puntare il Russo, ancora il pallone in mezzo con la conclusione del numero 7 Corso. Erbini prova a servire il Russo, il pallone viene intercettato dalla retroguardia ospite. Ancora Erbini al limite dell'area di rigore. Il sinistro di Erbini verso la porta e si salva in qualche modo lo Duca. Abate, poi il pallone viene allontanato dal Camporeale che adesso può ripartire in contropiede. Un 2 contro 2 con il pallone largo per Corso che può puntare l'avversario. Adesso è un 4 contro 3, ancora Corso entra in area di rigore. Se la porta sul destro, l'intervento è scivolato da parte di De Santis, poi anche Pizzolato si frappone alla conclusione. Ancora De Santis, il lancio nella zona di Erbini, l'intervento in uscita da parte di Loduca, poi Rustico da centrocampo, il colpo di testa di Viscuso ad allontanare il pallone praticamente sul
sulla linea di porta. Ancora Russo si intestardisce, entra in area di rigore l'8 del Mazzara, che poi mette in mezzo nella zona di Tilotta e salva sulla linea Loduca. La rincorsa di Erbini che parte col mancino, il pallone che finisce in rete, si sblocca il risultato al Nino Vaccaro. Al 44esimo minuto il Mazzara passa in vantaggio col sinistro di Erbini. Tutto pronto per il secondo tempo della sfida tra Mazzara e Camporeale, valida, lo ricordiamo, per la 30ª e ultima giornata del campionato di promozione girone A. Si riparte dall'1-0. Ancora Abate, Tilotta, prova a puntare di Abate, poi riesce a servire il Rustico che lascia partire il destro di poco alto sopra la traversa. Volpe lancia sulla sinistra Landa, il tiro di Landa sul primo palo finisce di poco largo. Lancia in avanti per Landa che di testa fa la sponda per Corso, a tu per tu con Giacalone, il pallone messo in mezzo, si allunga la gamba di De Santis a mettere il pallone fuori e poi un colpo con il braccio alto nel tentativo di andare in chiusura su questa battuta a rete da parte di De Santis, e l'arbitro non ha avuto dubbi, ha indicato il dischetto e dunque sarà calcio di rigore. La rincorsa di Volpe spiazza Matteo Giacalone e arriva il gol dell'1-1 per il Camporeale, dunque tutto da rifare per il Mazzara. Ancora Landa in mezzo, il colpo di testa del numero 5 Lobaido appena entrato, se non andiamo errati, e il Camporeale nel giro di pochi minuti ribalta il risultato. Proprio Lobaido a realizzare il gol del vantaggio. Attenzione perché il neoentrato prova addirittura il destro in tuffo, si oppone Matteo Giacalone. Siamo probabilmente agli sgoccioli di questo campionato, non solo di questo match, con l'arbitro che ha già il fischietto alla bocca e dice che basta così. Diciamo che io quello che avevo detto ai ragazzi, quello che avevamo preparato era semplicemente di finire il campionato nel miglior modo possibile. Infatti venivamo da una vittoria fatta fuori casa a Salemi e quindi la partita di oggi per noi era comunque importante in ottica comunque ultima partita, soprattutto in casa, visto che comunque in casa è stata, diciamo, la nostra salvezza. E quindi dispiace un po' per come è finita, perché ovviamente c'è da considerare tante cose, magari dare qualche giorno di recupero in più ai ragazzi. Giustamente magari la partita non aveva la stessa importanza rispetto a quella che potevano avere loro, però ti dico che abbiamo fatto un grande primo tempo, giocato bene, secondo me potevamo chiudere la partita al primo tempo stesso, e poi al secondo tempo è come se non siamo riusciti a entrare in partita, tanti passaggi sbagliati, tecnicamente è stata una partita brutta da vedere, tanti passaggi sbagliati sull'azione che parte da dietro. Potevamo secondo me fare molto di più, però non posso rimproverare nulla, perché alla fine quel che conta era l'obiettivo che abbiamo raggiunto. L'abbiamo raggiunto nella massima potenzialità possibile di quello che potevamo esprimere, quindi a questi ragazzi c'è soltanto da fare un plauso per quello che hanno fatto e per quello che hanno dato fino alla scorsa partita. Guarda, le persone giustamente dall'esterno possono dire e pensare quello che vogliono, perché c'è libera espressione, no? Però la partita è stata assolutamente vera, perché io l'ho sempre detto in conferenza stampa, volevo finire il campionato nel miglior momento, nel miglior modo possibile. Tant'è vero che quando siamo andati a Salemi per cercare di vincere la partita, e così è stato. Quindi poi figurati se dentro casa tu non vuoi lasciare un bel ricordo con una vittoria, però questo purtroppo non è successo. Oggi c'è stato, come avete visto, l'ingresso in campo di De Santis, che non giocava da tantissimo tempo. Poi comunque anche questo orario secondo me è stato deleterio, perché potevano anche fare secondo me un orario di campionato diverso. Alle 2:30 è come sparare alla Croce Rossa. Anche perché noi veniamo da, una volta raggiunto l'obiettivo, 2 settimane dove è normale che ai ragazzi non chiedi più
di poter lavorare sulla parte atletica, no? Li lasci anche un po' liberi mentalmente perché è giusto così, no? L'obiettivo l'hai raggiunto, adesso non li stressi più perché comunque mancano 2 partite, che sono sicuramente 2 partite abbordabili e importanti, però senza l'assillo ovviamente del risultato. Si è cercato di dare anche spazio a qualcuno che ha giocato di meno, però dico, lungi da noi far pensare alla gente che abbiamo potuto favorire qualcuno perché non è stato così. E passiamo adesso al girone B. Tutto già deciso dalla scorsa settimana, subito i risultati di domenica. Gangi Futura 3-0, Promende Calcio Nuova Rinascita 3-3, Aluntina batte Monforte San Giorgio 3-0, Lascari Cefalù batte Città di Mistretta 2-0. Vince 5-3 il Città di Villafranca contro il Profalcone, 2-1 del Comprensorio del Tindari contro il Torre Grotta 1973, così come vince 2-1 l'Orlandina Calcio contro il Città di Galati ed infine Nicosia batte Sant'Angiolese 3-1. Classifica già definita da 7 giorni, eccola qua, Lascari Cefalù in testa con 74 punti, Orlandina Calcio 66 con 33 Città di Villafranca con 61 Nicosia, 53 punti Promende Calcio con 45 Comprensorio del Tindari, 44 punti Profalcone con 41 Aluntina con 40 Torre Grotta 1973, con 39 il Gangi con 36 Futura, 34 punti Nuova Rinascita con 29 Città di Mistretta, con 21 punti Sant'Angiolese, con 16 il Città di Galati, ultima in classifica Monforte San Giorgio con 11 punti. Lascari Cefalù promosso dunque in eccellenza, retrocede in prima categoria il Monforte San Giorgio. La griglia dei playoff vedrà per quanto riguarda le semifinali Orlandina in casa contro la Promende Calcio ed il Città di Villafranca che giocherà in casa contro il Nicosia. Per i play-out invece Sant'Angiolese che giocherà in casa lo scontro contro il Città di Galati. Vince la classifica cannonieri in questo girone B Paolo Genovese del Profalcone con 25 reti. Ultima giornata della stagione regolare nel campionato di promozione, la Promende è già certa della qualificazione al playoff, da quinta affronterà verosimilmente l'Orlandina che oggi ospita il Città di Galati, affronta a Santa Lucia del Mela la Nuova Rinascita Patti già salva, Promende che scende in campo con Limagito Zeneraimo, Lura Santoro, Esposito Silvestri, Pantano Cambria Soue, in panchina con il tecnico Gabriele Patti ci sono Caruso Cirino, Lembo, Del Bello e Riggio. Risponde la Nuova Rinascita con Calabro, Aiello Mosca, Diomandè, Rottino, Collorafi, Biondo, Scarbaci, Marco Bilardo, Accetta e John Gambò. In panchina con il tecnico Sebastiano Sidoti, ecco Bordignon, Olivo, Vincenzo Bilardo e da campo arbitra l'incontro il signor Nicosia della sezione di Catania, assistito dai concittadini Aiello e Pennisi. Cambria, lo spunto sulla sinistra, molto bello, entra in aria Cambria, il tocco dentro, anticipato a un soffio dalla porta da Marco Bilardo, conclusione di Cambria ancora con il sinistro, la gran parata di Calabro che mette in calcio d'angolo, lo spunto a sinistra, il tocco morbido sul secondo palo, il diagonale e poi il rimpallo che favorisce John Gambò ed è in vantaggio la Nuova Rinascita Patti, la conclusione di Matteo Biondo, il tap-in con un pizzico di fortuna di John Gambò, pattesi avanti. Si accentra ancora Cambria, la solita bella giocata, morbido dentro Soue, 1-1, Usman Soue pareggia con il mancino, precisa la conclusione. Cambria prova il nuovo spunto personale, la conclusione rimpallata da Aiello, la palla torna ancora a disposizione di Cambria che cerca il prediletto mancino, il gioco di gambe, poi Silvestri, geniale la palla di Silvestri per Gitto, la super parata di Calabro, ma era fuori gioco
Il lancio in profondità ancora, John Gambo che scatta velocissimo, il sinistro che fa la barba al palo. Bella conclusione, la battezzata fuori Lima. C'entra ancora Cambria ed esplode un nuovo sinistro. Attenzione a Pantano, doppia super parata di Calabro, strepitoso addirittura su Pantano. Riesce la firma numero 16 in stagione a Pantano. Il corner di Cambria, centro dell'area c'è Valentino Santoro, fa 2-1, ribalta tutto la Promende. Il corner di Cambria, la zampata vincente di Valentino Santoro. Vantaggio di John Gambo, rispondono i giallorossi di casa. Filtrante dentro ancora Sowe, dentro l'area, va di forza Sowe. C'è il fallo fischiato in attacco. La giocata ancora Cambria, sontuoso Cambria che spacca la traversa, una giocata strepitosa del capitano. Il tocco dentro, la palla che sbuca sul sinistro di Cambria che non calcia adesso. Palo, secondo legno in una manciata di minuti per il capitano. Mosca, lo spunto a sinistra, cross basso e c'è l'autorete. Ha pareggiato la nuova rinascita Patti. Il momento migliore forse della Promende in questo avvio di ripresa. Tre persone dentro, la palla che sbuca sul secondo palo, se la sposta sul sinistro e calcia con forza. Allora sull'esterno della rete la giocata di Mollura. Matteo Biondo gestisce questo pallone al limite, la fa filtrare su John Gambo, la giocata di John Gambo, 3-2, doppietta del numero 11 della nuova rinascita Patti. Davvero bello questo sigillo con il sinistro sul primo palo. Conquista palla, accetta, poi la perde sul pressing di Sowe, può calciare anche Sowe, ci prova adesso Sowe, sinistro sotto l'incrocio, ci ha pensato un attimo, poi è esploso la gran botta che non ha lasciato scampo a Calabro. Filtrante verso Pantano che ci crede, attenzione Pantano, punta Calabro ed è fuori gioco. Dubbi su questa decisione del signor Pennisi. John Gambo dentro l'area, apre troppo il piattone. Era ancora fuori gioco però anche in questo caso. Pantano di testa, ci crede ancora Pantano, va a pressare con l'Orafi. Pantano con la solita forza fisica, il palleggio, Pantano è fischiato, fallo in attacco. Secondo contrasto di Pantano che poi aveva insaccato il gol numero 16 del suo campionato. Va a ripartire Mollura, strattonato vistosamente. Il cartellino giallo. Viene battuta velocemente ma non c'è più tempo, arriva il triplice fischio e 3-3, spettacolare 3-3 tra Promende e nuova rinascita Patti. È la volta adesso del girone C. Anche in questo girone, sentenze già definite la scorsa settimana, guardiamo le partite di domenica. Città di Misterbianco, Calcio Santa Venerina 2-2, Aci Bonaccorsi Calcio, Città di Aci Sant'Antonio 1-1, Atletico Messina batte Atletico Catania 5-0, Belpasso 2014 batte Bronte Calcio 5-4, vince fuori casa la Ionica 4-0 contro il Sant'Alessio. Valdinisi Calcio batte Santa Domenica Vittoria 3-0, Riviera Nord batte Città di Mascali 3-1. Guardiamo anche la classifica, questa settimana si è definito anche il quadro dei playoff. Calcio Santa Venerina al primo posto con 65 punti, con 58 Ionica FC, 49 Città di Aci Sant'Antonio con 46 Belpasso 2014, 45 punti Riviera Nord con 39 Valdinisi Calcio, 37 punti Bronte Calcio 2014 con 35 Città di Misterbianco, 34 Aci Bonaccorsi Calcio, 33 Sant'Alessio, con 28 Città di Mascali, con 27 Atletico Messina, 15 punti per l'Atletico Catania, ultima in classifica Santa Domenica Vittoria con 2 punti. Schermata conclusiva del girone dove al primo posto abbiamo il Calcio Santa Venerina con 65 punti, retrocede in prima categoria
il Santa Domenica Vittoria. Per quanto riguarda la griglia playoff, Ionica FC che giocherà in casa la semifinale contro il Riviera Nord, così come il Città di Aci Sant'Antonio che giocherà in casa lo scontro contro il Belpasso 2014. Per quanto riguarda i play-out, Atletico Messina che giocherà in casa lo scontro contro l'Atletico Catania. Vince la classifica marcatori in questo girone C Antonino Carbonaro del Calcio Santa Venerina con 23 reti. Al Sorbello Stadium è una chiusura di stagione col botto. Il Riviera Nord saluta il proprio pubblico con una vittoria convincente 3-1 sulla Città di Mascali e si prende il quinto posto che vale i playoff. Una gara viva, intensa, piena di ribaltamenti di fronte e occasioni, perfetta per accendere l'entusiasmo in vista della semifinale contro la più quotata Ionica. Parte meglio il Mascali, già salvo e senza pressioni. Dopo pochi minuti Santitto libera il sinistro, ma Gualberti è attento e blocca centralmente.
velocemente. La risposta del Riviera è immediata, Arena aggancia l'invito di Portovenere ma alza troppo la mira. Il ritmo è alto, le squadre si allungano e le occasioni non mancano. Il Mascali ci prova ancora con Giuseppe Ruggeri ma non inquadra lo specchio. Poi è Cucinotta a rendersi pericoloso, controllo in aria e destro che sorvola la traversa. Il Riviera però cresce al 24esimo, passa in vantaggio quando Arena serve Giorgio Ruggeri che è freddo e preciso, firma l'1-0 e indirizza il match. Passano appena 9 minuti e arriva il raddoppio, ancora Giorgio Ruggeri, stavolta di testa, anticipa tutti sull'angolo di Portovenere e sigla la doppietta personale. Il Mascali non si arrende, Cucinotta calcia, Gualberti risponde in angolo, ma l'azione è fermata per fuorigioco. Dall'altra parte Ragalmuto si oppone con decisione al sinistro ravvicinato di Bertuccelli. Prima dell'intervallo però gli ospiti riaprono la partita, punizione perfetta di Finocchiaro che batte Gualberti e vale il 2-1. Nella ripresa il Riviera cambia subito, fuori Laquaniti, dentro De Maria. Il Mascali spinge forte alla ricerca del pari e serve un super Gualberti per salvare i suoi. Nuovo cambio per i locali, esce Giorgio Ruggeri, protagonista con una doppietta, entra Ambriano. Gli ospiti continuano a crederci e sfiorano il pareggio 2 volte, prima con Giuseppe Ruggeri che da pochi passi calcia incredibilmente al lato, poi con Santitto che dal limite scheggia il palo alla sinistra di Gualberti. Scampato il pericolo, il Riviera torna avanti, Portovenere prova il sinistro potente ma Ragalmuto risponde presente. Altri cambi, fuori Tomasello, dentro Cutroneo. Il Riviera prova a chiuderla, D'Amico calcia da fuori, palla che sfiora il palo, ma il Mascali è ancora vivo e Santitto costringe Gualberti a un doppio intervento decisivo. Al 75esimo però arriva la grande occasione per i padroni di casa, rigore conquistato da Arena. Sul dischetto va lo stesso Arena ma Ragalmuto lo ipnotizza e tiene in partita i suoi. È solo questione di un minuto però, sugli sviluppi dell'angolo di Portovenere D'Amico stacca di testa e firma il 3-1 definitivo. Finisce così il Riviera Nord, chiude a 45 punti e si prepara ai playoff dove servirà un'impresa sul campo della Ionica. Il Mascali invece termina la stagione al quartultimo posto con 28 punti ma con la certezza della permanenza in promozione anche per la prossima stagione. Vittoria finale con vista primo turno playoff. Il Belpasso, quarto nella classifica finale di promozione Girone C, lo giocherà domenica ad Aci Sant'Antonio in casa dalla terza con un solo risultato su 3 dentro eventuali supplementari. L'altro spareggio per Decretari, che arriverà in finalissima contro la vincente del gruppo D, sarà Ionica Valdinisi. Insomma, un derby dell'Etna e uno della Riviera Messinese Sud nella promozione 25-26. Torneo che si è chiuso con la 14ª vittoria stagionale dei biancazzurri in campo contro il Bronte con un inedito trio difensivo, Capitan Milizia affiancato a Strana e Mascali, la conferma del giovane Paterniti tra i pali, Sapere e Randazzo nella mediana di Luca e Tomarchio e un altro della Lidia Verde in attacco, Pellegrino affiancato a Barberi e Castelli, qui subito vicini al gol e neutralizzati da Citriglia in avvio. Bel passo avanti poco dopo il 10°, Mascali lungo per Luca che nel tu per tu la vince col portiere ospite scartandolo e segnando la prima di 2 reti di questa calda domenica di aprile. Dall'altro lato, lavoro per Paterniti pronto a difendersi da Saccullo. Applausi per l'estremo di casa che però capitola 2 volte tra il 15° e il 20° sotto i colpi appunto di Saccullo in tapin da 0 metri e di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo. Tempo di portieri esaltati e ritocca a Citriglia su Castelli di prima intenzione, filtrato da una giocata in scioltezza di Mascali mentre si fa male Sapere e dalla panchina Cucinotta firma l'ennesima presenza stagionale in biancazzurro. Alla mezz'ora il punto del 2 pari incrociano Luca e Barberi sulla 3/4, ennesimo tiro sventato di gran carriera, Pellegrino recupera e mette in mezzo dove il centravanti, vice di Inserra oggi a riposo con Mimarino e Sant'Onofrio, fiacca la resistenza di Citriglia e manda tutti all'intervallo su questo punteggio, ma il Belpasso potrebbe controsorpassare con queste chance firmate Barberi su cross di Milizia e Randazzo che viene murato in angolo. La ripresa inizia sulla scia del primo tempo, Barberi vuole la doppietta e deve rimandarla su cross di Mascali. Stavolta c'è un colpo di testa pericoloso in vista del 3-2. Parziale rovesciato perché al 10° a segnare è il Bronte con una fuga di Spitaleri, servito da Saccullo, chiusa sotto porta col vantaggio ospite.
Dall'altro lato, la reazione è affidata a Luca, pronto a trascinare i biancazzurri, punta un avversario, accelera e mette in mezzo. All'ora di gioco Barberi in 2 tempi la rimette in pari, 3-3. Doppietta e primi 2 gol stagionali per uno di quelli che ha giocato di meno, complice anche un infortunio dei mesi scorsi. Passano altri 5 giri di lancette e Luca, servito da Tomarchio, si mette in proprio, bucando la rete ospite da lontano, con un tiro preciso che vale il 4-3. E così è doppia anche per Federico Luca, che segna il quarto centro in stagione, congedandosi per lasciare a metà tempo il posto ad Alberio. Altri episodi da gol nascono da Strano più Randazzo, che si accentra e carica il destro, ma sulla strada del Belpasso c'è ancora Citriglia. Come accade alla mezz'ora a Barberi, crossato da Mascali e sulla ribattuta a Cucinotte e Pellegrino. Ai locali manca il punto esclamativo, proprio con questi ultimi 2, una traversa e un'ennesima ribattuta in questo caso. Quindi un tiro alto per parte di Cucinotta Show e poi di Strano da notevole distanza. Nel frattempo Domenico Pagliaro è in campo per Barberi, fa l'assist man per il punto del 5-3 con questo pallone giocato a destra. A segnare è Castelli alla mezz'ora per l'attaccante con la maglia numero 7 e il quarto gol stagionale tra campionato e Coppa. Solo per le statistiche il gol del 5-4 di Ruffino del Bronte. Vince il Belpasso e inizia da oggi la settimana più attesa, quella che conduce agli spareggi di maggio. I biancazzurri torneranno a disputarli dopo 3 anni, nell'arco di ben 5 stagioni di promozione, tutte chiuse nelle zone alte di classifica. Partenza a ritmo altissimo dei padroni di casa che nei primi minuti spingono forte e si presentano per ben 4 volte davanti alla porta avversaria, senza però trovare il gol, complice anche le ottime parate del portiere catanese Pandolfo. Dopo aver retto l'urto, gli ospiti provano a reagire, l'occasione capita a Foti, ma la conclusione sorvola la traversa. Sul ribaltamento di fronte arriva un episodio chiave, l'Atletico Messina trova il gol, ma tutto viene annullato per fuorigioco. Il vantaggio però è solo rimandato, una disattenzione del portiere Pandolfo spalanca la porta a Bainotti, che deve solo spingere in rete il pallone dell'1-0. Nella ripresa il copione non cambia, l'Atletico Messina riparte all'attacco e sfiora subito il vantaggio con la Malfa, che di testa manca il bersaglio. Dall'altra parte risponde l'Atletico Catania, ma il tiro sfiora soltanto il palo alla sinistra di Calabrese. È il preludio al dominio finale dei biancoazzurri. Il 2-0 arriva con Signorino che dal limite lascia partire un sinistro preciso che batte Pandolfo. Passano pochi minuti e arriva anche il tris, Tutino calcia di destro e firma il 3-0. C'è spazio anche per una nota di futuro esordio tra i pali per il classe 2005 Cristiano Bancheri, che prende il posto di Calabrese. Nel finale ancora show dei padroni di casa, Parisi firma il poker ribadendo in rete una conclusione di De Natale. Poi Tiano mette il sigillo definitivo con un sinistro incrociato che vale il 5-0. Finisce così l'Atletico Messina, chiude terzultimo a quota 27 punti, mentre l'Atletico Catania resta penultimo con 15 e saranno proprio loro tra pochi giorni a giocarsi tutto nello spareggio play-out per la salvezza. Passerella finale alla comunale di Aci Bonaccorsi, gialloverdi al congedo definitivo della seconda stagione di promozione e salvi da un mese. Aci Sant'Antonio ai playoff da terzo classificato. È finita 1-1, una classica di fine campionato con qualche prova di futuro fuori dal campo, ovvero tentativi di risoluzione della frattura con la locale amministrazione comunale in merito alla gestione dell'impianto, e su questo saranno settimane calde per decidere da parte della proprietà se rimanere o fare le valigie, visto il botta e risposta condito da polemiche che durano da mesi. Prove di futuro anche in campo, perché ha scommesso già dal 2024, anno di fondazione dell'Aci Bonaccorsi, sull'integrazione tra under e calciatori più esperti. Così, se in panchina la Scala, Mazzarelli e Luca Bramo sbilanciano il verde sul giallo arricchendo il parco under, il titolare Riccardo Sciuto, terzino sinistro, appartenuto alla squadra di Malgeri nella Juniores, chiusasi da qualche settimana, è l'ennesima scommessa portata al gruppo guidato da Eugenio Seminara, subentrato a Peppe D'Antone in corso d'opera. Parte sotto i migliori auspici l'Aci Bonaccorsi, la spina impegna Scandurra a terra, poi Ceresuolo, coadiuvato da Scorciapino, la rimette in mezzo, si propone Pandolfo,
Racca e un tiro forte da fuori di Antonio Abramo chiama più incisivamente alla risposta Scandurra. Insomma, molto Aci Bonaccorsi 25-26 in questa giocata e in questo tiro di capitano Sferrazzo che si perde di poco al lato sugli sviluppi di calcio d'angolo. Nel momento migliore passa l'Aci Sant'Antonio a metà tempo, show di Fichera dalla sinistra, palla in mezzo per Grasso che al netto del tiro preciso e da applausi viene lasciato libero di colpire per lo 0-1. Nelle finale di tempo chance per il pari a cura di Ceresuolo e Nicosia, ancora Scandurra dice di no. Arturo Strano, ultima fatica stagionale stavolta con partenza dalla panchina e ora dentro per Lombardo e il primo cambio di Seminara. Qui l'esperto centrocampista è accompagnato dal DS Marcello Racca, mentre ai saluti Alessandro Pappalardo che lascia il testimone dei pali a un 2008 di talento, Fabrizio La Scala. A prenderli in consegna quest'anno è il preparatore portieri Enrico Pensabene. Subito chiamata per il 12 di casa sul tiro di Giannetto, mentre l'ex Solimene centra una traversa su punizione. Due generazioni a confronto nel cambio tra Ignazio Viglianisi e Francesco Racca, un cambio che segue di un paio di minuti, quello che vede entrare un altro under, Mazzarelli, in difesa che rileva Scorciapino, e poi Abbascià al posto di Abramo. Mentre in campo la cronaca fa registrare una bussata per parte di Cerasuolo e Massarelli, nonché un'altra chance ospite con Barbagallo che a tu per tu col portiere fallisce il bis per l'Aci Sant'Antonio. Nella sagra dei gol mancati a spuntarla è l'Aci Bonaccorsi che trova il pari nel cuore della ripresa. Viglianisi per Mazzarelli, lancio con la palla che passa davanti a Genovese, alleggerimento sulla corsa del dirompente Abbascià che tra i due litiganti alla fine sigla così il punto della parità e anche il primo gol in stagione. Dall'altro lato vale come un gol questo volo di La Scala nel finale. 1-1 e tanti saluti al torneo di promozione che chiude in questo weekend i battenti, almeno per la regular season. Da domani si inizierà a parlare di quel che sarà la stagione 26-27 in casa Aci Bonaccorsi. E chiudiamo il tabellino del campionato di promozione presentando il girone D. Anche in questo girone è deciso tutto già da qualche giorno, guardiamo subito i risultati di domenica. Akragas SLP, Priolo FC 1-1, Serra di Falco batte Frigentini 3-1, Pro Ragusa batte Gela 3-0, Noto Calcio batte Atletico Megara 3-0. Santa Croce Soccer batte Giminica Scordia 4-0, vince fuori casa il Calat 3-2 contro lo Scicli ed infine pareggio tra Sommatinese Calcio e Città di Canicattini 5-5 il risultato finale. Guardiamo subito la classifica. Priolo FC 71 punti con 64 Akragas SLP, con 45 Giminica Scordia, 44 Santa Croce Soccer insieme al Pro Ragusa, con 43 il Serra di Falco, 34 Calat e Città di Canicattini con 33 Noto Calcio, 29 punti Atletico Megara con 28 Sommatinese Calcio, 22 Frigentini, 19 Scicli, ultimo in classifica il Gela. Priolo FC promosso dunque in eccellenza, il Gela Calcio retrocede in prima categoria. Per quanto riguarda le semifinali play-off che si giocheranno domenica, l'Akragas SLP giocherà in casa contro il Pro Ragusa e la Giminica Scordia in casa contro il Santa Croce Soccer. Per i play-out domenica in campo il Frigentini in casa contro lo Scicli. Ed infine ricordiamo che il capocannoniere di questo girone D del campionato di promozione è Alessio Ferla con 26 reti del Priolo FC. Al Comunale di Aragona, ultimo appuntamento della regular season, un vero e proprio passiglio d'onore per il Priolo, già laureatosi campione con 2 giornate d'anticipo al termine di una stagione semplicemente dominante da record. Le due formazioni si ritrovano a pochi giorni di distanza dalla semifinale d'andata di Coppa, decisa allo scadere da una zampata di Ten Lopez che ha regalato il successo all'Akragas. Il gigante tiene dunque ancora vive entrambe le strade per raggiungere l'obiettivo stagionale, quella della Coppa e quella dei playoff, con la volontà di chiudere al meglio la regular season e arrivare con il giusto slancio agli appuntamenti decisivi. Prima occasione di marca Priolo, subito un'occasionissima
Direttamente agli sviluppi di uno schema da corner, Mancino che va a impattare sulla trasversale dei pali per gli ospiti, poi Lorenzo Chester prova il tap-in, viene murato però da Cipolla. La risposta dell'Agragas in questo tentativo con il destro ad opera di Ferotti, ancora Ferotti che prova a fare tutto da solo, serie di sterzate, non trova il pertugio giusto, allora allarga a sinistra da Tripoli che ci prova di prima intenzione, da Alessio smancia in corner, continua ad offendere l'Agragas, Vitelli premia l'inserimento di Dimora, poi il pallone schizza fuori dove ci prova ancora con il numero 7, pallone impennato, allora altro tentativo. Sopraggiunge dalle retrovie il giovane Edoardo Dimora che va a gonfiare la rete per il vantaggio del gigante, a prendersi l'abbraccio del suo allenatore Servi Catania. Agragas in vantaggio che prova a chiuderla già nella prima frazione, ancora molto attivo Dimora, tentativo dal limite di Cipolla, alzato in corner da D'Alessio, massimo sforzo profuso dal gigante, cross da sinistra per la testa di Vitelli che sorvola la trasversale ai pali. Nella ripresa è il Priolo a provarci con insistenza, primo tentativo, il rovesciata di Saraceno che prova a emulare il gol di Tel Lopez di 4 giorni or sono, senza successo, qui però sfonda sull'otto destro l'Agragas, ancora Dimora che si esibisce in questo palleggio destro potente ma non preciso, si resta sull'1-0, bella imbucata, intanto l'indirizzo di Carrà che riesce a sterzare, penetrare in area, atterrato Saraceno, allora va a botta sicura, murato però il suo tentativo, qui bella imbucata di Buonaccorso, ancora all'indirizzo di Saraceno, caparbio in mantenere vivo il pallone, da fondo campo ci prova poi anche Carrà con un destro secco e trova solo fondo del campo. Qui Saraceno trova tra le linee Buonaccorso che prova con il mancino a distanza proibitiva che fischia vicino all'incrocio dei pali, assistenza perfetta di Saraceno per Carrà, stop aristocratico e destro all'incrocio dei pali, allo scadere arriva il pareggio del Priolo con questo euro gol da parte di Giuseppe Carrà. Non c'è più tempo al Comunale di Aragona, né vinti né vincitori, termina qui la regular season, sarà eccellenza per il Priolo, sarà semifinale playoff domenica prossima contro il Pro Ragusa per i ragazzi mister Catania che vanno comunque a prendersi il meritato applauso dei propri sostenitori. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. I playoff sono un terno all'otto, sono partite secche, non si deve pensare al doppio risultato, ma sicuramente noi ci arriveremo nelle migliori condizioni perché i ragazzi stanno bene, hanno grande voglia e vogliamo proseguire questo percorso perché per noi è importante e fondamentale. Nelle regole noi possiamo fare ben poco, le dobbiamo solo accettare, sicuramente chi le ha fatte con un criterio, per cui ribadisco, a noi non interessa la Coppa, il campionato, i playoff, noi interessa che domenica abbiamo una partita, uno scontro diretto, perché ora sono tutti spareggi che dobbiamo portare a casa e dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a questo. Domenica si sono giocate le 3 partite playoff, eccola qua la schermata finale. Il Città di Cinisi che vince 2-1 contro il Cianciana Calcio, il San Gregorio che batte la Casmenarum Comiso 4-1 ed infine vittoria dopo i calci di rigore del Calcio Furci contro la Torrenovese. Saranno dunque Città di Cinisi, San Gregorio e Calcio Furci a disputare il prossimo anno il campionato di promozione. Per quanto riguarda invece la griglia play-out, sconfitta del Campanerazzo 3-0 contro il Città di Santa Croce. Sarà dunque il Campanerazzo la prossima stagione a disputare il campionato di seconda categoria. Il Calcio Furci scrive una splendida pagina della propria storia, fa sua la finale playoff contro la Torrenovese e i calci di rigore vola nel campionato di promozione. L'ultima presenza risaliva infatti alla stagione 2004-2005 con l'Atletico Furci. Per la Torrenovese resta invece la delusione, sfuma l'obiettivo di riportare la promozione a Torrenova a 4 stagioni dall'ultima partecipazione. La partita è un continuo a botte e risposta a ritmo alto fin dai primi minuti, la Torrenovese parte subito forte, Venuti prova il destro,
Bartolotta respinge sulla ribattuta, Matai calcia ma trova ancora l'opposizione del portiere. Dall'altra parte il Furci risponde con un colpo di testa di D'Amico che finisce alto sul cross di Vaccaro. Le squadre si affrontano a viso aperto, continui capovolgimenti di fronte, Gioitta serve Fiore ma la sua conclusione non inquadra la porta, mentre poco dopo Maccarrone sfiora il gol trovando la deviazione decisiva in angolo di Matai. Al 21esimo però la finalissima si sblocca quando l'intramontabile Venuti insiste sulla sinistra e dal fondo serve Bartuccio che si coordina al volo e piazza il destro dove Bartolotta non può arrivare. E 1-0 per la Torrenovese, esplode la gioia dei tifosi rosanero, un gol fantastico dell'esperto Bartuccio che porta avanti i suoi, ma la gioia dura appena 10 minuti. Al 31esimo infatti il Furci conquista un calcio di rigore per fallo di mano in area di Fiore. Sul dischetto bomber D'Amico e glaciale spiazza Galati e firma l'1-1. La gara torna in equilibrio e questa volta ad esultare sono i tifosi giallorossi. Sull'onda dell'entusiasmo il Furci 3 minuti dopo avrebbe anche la chance per portarsi in vantaggio nuovamente su penalty concesso dall'arbitro per un presunto mani di ferro. Ancora D'Amico dagli 11 metri sceglie lo stesso angolo, ma questa volta il palo dice di no e nega la doppietta. Scampato il pericolo, la Torrenovese torna a farsi vedere con Redma dalla distanza, ma Bartolotta si distende e salva. Nella ripresa il Furci a spingere, Conate ci prova, Galati risponde. Ancora Furci pericoloso con un'azione sulla sinistra di Conate, palla per Rizzo che calcia a colpo sicuro ma trova un super Galati a sbarrargli la strada. Sulla ribattuta ci prova D'Amico, il tiro viene deviato e finisce in calcio d'angolo. Il Furci insiste, Maccarrone tenta da fuori ma non trova lo specchio. La Torrenovese replica con Venuti che cade in aria dopo un contatto con Isgroma. L'arbitro lascia correre tra le proteste rosanero che costano l'espulsione del secondo portiere Bontempo dalla panchina. Nel finale dei tempi regolamentari grande occasione per la Torrenovese, sulla punizione di Bartuccio arriva il colpo di testa di Matai che da pochi passi manda sul fondo. Si va ai tempi supplementari. Nel primo extra time il Furci prova a colpire con Rizzo ma il tiro è fuori di poco. Stessa sorte per D'Amico che al volo non inquadra la porta sul cross di Vaccaro. Clima teso, viene espulso anche il tecnico della Torrenovese Benedetto Granata per proteste, ma nel finale del primo tempo supplementare la Torrenovese ha due occasioni enormi. Lima sfiora la traversa su punizione, poi con un gran sinistro trova la straordinaria risposta di Bartolotta. Nel secondo tempo supplementare l'unica vera chance è per il Furci quando Rizzo calcia ma angola troppo il destro e la palla si perde di un soffio al lato. Si va quindi ai calci di rigore dal dischetto e una battaglia infinita. Segnano Venuti per la Torrenovese e Rizzo per il Furci, poi Redman e Vaccaro portano la serie sul 2-2, quindi Lima realizza ancora per il rosanero, stessa sorte anche per il destro di Ventarolo. Non fallisce nemmeno Fiore per la Torrenovese, ma Galati respinge il sinistro di De Clos. Rai ha la chance per spedire i suoi in promozione, ma Bartolotta para e tiene in vita il Furci. Così Varica non sbaglia per i giallorossi il tiro del 4-4, si va di fatto a oltranza con Barca che colpisce la traversa e D'Angelo che non trema per il rigore decisivo spiazza Galati e regala al Furci vittoria e campionato di promozione. Esplode la festa giallorossa, il calcio Furci può esultare al termine di una stagione indimenticabile chiusa nel migliore dei modi con il sogno che si realizza. Delusione invece per la Torrenovese che esce comunque a testa alta, ma la festa questa volta è tutta giallorossa. Il Furci in promozione, lo dico con orgoglio, con emozione, siamo veramente contenti, felicissimi, emozionati. Il mio primo pensiero va ad una persona, al nostro Pippo Catania. Questa vittoria è sua. Grazie Pippo, eri qui in campo con noi oggi e ti dedichiamo questa straordinaria vittoria. Il mio secondo ringraziamento va a Giovanni Catania, che ha voluto con forza e da anni, che combatte, che fa sacrifici per il raggiungimento di questo risultato, e poi va a tutta la società del calcio Furci con in testa il presidente Marisca, ai nostri tifosi, a tutta la comunità furcese e alla Riviera Ionica, perché erano presenti qui da tutta la Riviera Ionica. Voglio dire grazie veramente a tutti i ragazzi. Sindaco, cazzo! Ora torniamo a Furci e festeggiamo Forza Furci!
l'emozione è tanta, perché l'ultima volta che il Cinisi ha vinto il campionato di prima è andata in promozione, io ero dentro il campo, giocavo. Oggi portarla in promozione da allenatore per me è un'emozione indescrivibile, tanti sacrifici, tutti ripagati oggi in 95 minuti. E niente, oggi siamo qua a festeggiare un meritato traguardo che è stato costruito piano negli ultimi 2 anni e mezzo di attività. L'emozione che ho dentro di me è tantissima, è più grande di tutto quello che si sente fuori, perché l'abbiamo voluta con un sacrificio, un lavoro, una dedizione. Voglio ringraziare il mister Sollena, la società e questi ragazzi che hanno veramente dato tutto quello che avevano per riuscire all'obiettivo che da tanto tempo sognavamo. Se posso essere un pochino presuntuoso, è stato un momento che lo volevo vincere il campionato, volevo arrivare prima. Poi per vari effetti che succedono durante una stagione, vedi infortuni, squalifiche e cose varie, abbiamo dovuto un poco pensare ad altro, però l'importante è che ci siamo arrivati e che il Paese finalmente dopo 30 anni ha questa spettacolare cosa che abbiamo fatto. Palla in aria, tocca Ventimiglia, ci prova Garofalo, finta per poi calciare, clamoroso il Cinisi al 90esimo, trova il gol del 2-1, Garofalo dalla panchina, un uomo simbolo di tutta la cittadina di Cinisi, entra in campo, salta l'uomo e trova il gol che potrebbe valere la promozione. Cinisi 2, Cianciana 1, clamoroso al 91esimo, Garofalo entra e fa sognare i suoi. 2-1, il graffio dalla panchina di Tommaso Garofalo. 2-1 Cinisi, clamoroso il gol del 13 del Cinisi e tutta la festa ora, tutti in campo a festeggiare con il proprio giocatore. 2-1 città di Cinisi, che poi si elogia sotto la propria curva, un idolo dei tifosi del Cinisi che regala il gol del vantaggio al 91esimo, 4 minuti da difendere in casa Cinisi e 2-1 per la formazione palermitana. Un momento che è stato costruito con sacrificio, con tanto lavoro da parte di questa grande squadra e di questa grande società che praticamente dal mister, l'allenatore, ma tutti hanno avuto sicuramente una funzione importante per arrivare a questo grande obiettivo storico. Fischia 3 volte il Cinisi, dopo 30 anni vede la promozione. Cinisi 2, Cianciana Calcio 1, il gol allo scadere al 92esimo di Garofalo regala il sogno e il compimento di una stagione monumentale alle città di Cinisi, secondo in campionato, ma vede un percorso perfetto nella stagione extra e questa è la festa sotto lo spicchio dei tifosi del Cinisi. Cinisi 2, Cianciana Calcio 1. Vince il Cinisi sul Cianciana, una grandissima, una splendida partita, portare avanti, c'è da fare, complimenti e onorare la tifoseria e la società Cianciana Calcio per i valori portati in campo e per la partita, ma chiaramente tutto il focus e i riflettori saranno sulla squadra campione di questa gara, vince e sale in promozione città di Cinisi, vince per 2-1.
E adesso concludiamo la nostra puntata odierna di Penalty con 2 interviste speciali che sono state realizzate all'interno della manifestazione del Peschereccio d'Oro che si è svolto la scorsa settimana a Mazzara del Vallo. Ai microfoni di Penalty mister Andrea Soncin, allenatore della nazionale italiana femminile, e l'ex giocatore Christian Brocchi. Mister Soncin, questa sera premiato qui nella 18ª edizione del Premio Nazionale Peschereccio d'Oro. Mister, mettiamo un attimo da parte le amarezze legate purtroppo ad una trasferta in Danimarca non certamente positiva, quantomeno nel risultato, e parliamo di questa manifestazione. Essere presente e veicolare ancora una volta il progetto del calcio femminile credo che sia fondamentale. Sì, intanto ci tengo a ringraziare veramente di cuore per l'invito, è un onore per me essere qui in un'occasione così importante per la città di Mazzara del Vallo e soprattutto perché, come ha detto lei, è un momento importante di formazione, di informazione e di cultura. Infatti questa mattina nell'incontro con i giovani di Mazzara si puntualizzava sul fatto che promozionare anche in un'età così minore il calcio femminile probabilmente potrà raggiungere obiettivi fondamentali. Sì, il movimento è in forte crescita, ma soprattutto è un fatto culturale, far capire, far comprendere ai giovani che lo sport non ha genere, che i giovani di oggi saranno i genitori di domani e i genitori di domani potranno accompagnare i propri figli e le proprie figlie a perseguire le proprie passioni con costanza, impegno, sacrificio, con tutti quei valori che poi servono non soltanto nello sport ma anche nella vita. Da ex calciatore si è tuffato in questa esperienza femminile, cosa l'ha spinta in modo particolare? Ma io da quando ho smesso di giocare ho iniziato la carriera da allenatore e penso che l'allenatore debba essere pronto a gestire tutti i gruppi che ha a disposizione. Mi è capitata questa opportunità incredibile, bellissima, poter allenare la nazionale è un qualcosa di unico, di magico, che dà grande soddisfazione ma anche grosse responsabilità. Non soltanto nella ricerca costante dei risultati, noi abbiamo un grosso obiettivo davanti che è quello della conquista del mondiale, ma soprattutto per i valori che la maglia azzurra può trasferire all'esterno. Continuiamo a parlare di campo e lo facciamo appunto dopo la trasferta in casa della Danimarca. Adesso rimane, non dico una piccola possibilità, ma rimane ancora una chance per volare verso il prossimo campionato del mondo. Ma veniamo da 2 prestazioni di grandissimo livello, la vittoria con la Serbia e il pareggio con la Danimarca in cui è mancato soltanto il gol. Abbiamo davanti a noi ancora l'opportunità, tutto passa da noi, dalla prima partita, da vincere ancora contro la Serbia. E il sogno più grande è quello che era l'obiettivo iniziale, arrivarsi a giocare la qualificazione nell'ultima partita in Svezia e c'è grande convinzione e grande fiducia di potercela fare. Da commissario tecnico della nazionale femminile di calcio vogliamo lanciare comunque un messaggio a tutte le ragazze che sperano veramente di poter indossare la maglia magica azzurra? Vivete la vostra passione con grande intensità, lottate per i vostri sogni, soltanto la costanza e la perseveranza vi possono permettere di raggiungerli e quello che ai più può sembrare impossibile invece si può toccare con mano. Christian Brocchi questa sera nell'edizione numero 18 del Premio Nazionale Peschereccio d'Oro. Mister, credo che sia un'altra sua ennesima soddisfazione nel suo percorso prima da calciatore e adesso anche da allenatore e commentatore. Sì, è sempre un piacere perché io cerco sempre di fare le cose con passione, l'ho fatto da calciatore, l'ho fatto da allenatore, lo sto facendo adesso in questa nuova veste di commentatore. Per me cercare di essere sempre equilibrato, sempre sincero e sempre con diciamo, il dovuto rispetto per la posizione che occupi è fondamentale. Assolutamente importante comunque continuare ad allenare magari soprattutto i giovani.
Ma sì, io di allenare non ho più molta voglia, ma di fare una lotta per i giovani assolutamente sì, perché ho fatto e sto facendo tante cose per loro, cerco sempre di mettere in risalto quelle che sono le loro qualità, perché siamo in un momento dove si dice che in Italia non ci sono più talenti, io non la penso assolutamente così, penso che in Italia ce ne siano tanti, ma vanno coltivati, vanno indirizzati, vanno aiutati e secondo me in questo momento non lo stiamo facendo bene noi proprio come sistema, come aiuto. È un consiglio dunque che si può rivolgere giustamente alla federazione, che dovrebbe forse incominciare un po' a svecchiare il modo di allenare, il modo di crescere i talenti. Ma io non voglio assolutamente dire che cosa bisogna fare, perché ognuno poi ha il proprio pensiero. Sicuramente c'è qualcosa da fare e la prima cosa da fare è quella di mettere da parte magari la presunzione che ha portato noi italiani a pensare di essere sempre i migliori. Sicuramente siamo preparati, sicuramente abbiamo le nostre idee, sicuramente non dobbiamo snaturarci, ma ogni tanto guardare anche magari quelle nazioni che hanno fatto un qualcosa di importante, che hanno avuto dei risultati, non per copiarle ma per prendere spunto, è sicuramente un segno di umiltà e secondo me è arrivato il momento di farlo. Tantissime partite con la maglia dell'Inter, del Milan, anche della Lazio. Beh, a questo punto lanciamo una speranza per chi un domani vuole veramente diventare un calciatore da Serie A. Ma guarda, io ho fatto un podcast mio proprio per i giovani che si chiama Brocchi si nasce, campioni si diventa, dove dico che ci sono molti più Brocchi che Messi o Cristiano Ronaldo in questo mondo e tutti i ragazzi devono avere l'obiettivo e il sogno di poter arrivare a giocare in Serie A, perché attraverso l'impegno, il sacrificio, la voglia di arrivare e le qualità si può fare. È normale che c'è bisogno di un aiuto da parte delle figure più adulte. Ecco, parliamo di nuove figure anche per un progetto nazionale che ancora una volta dovrà ripartire? Deve ripartire, ma l'abbiamo detto 4 anni fa, l'abbiamo detto 8 anni fa, l'abbiamo detto 12 anni fa e non l'abbiamo mai fatto. Quindi vediamo se questa sarà la volta buona, speriamo, e speriamo che più che altro si metta all'interno di chi dovrà ricostruire persone che hanno conoscenza e competenza e non solo magari la voglia di essere in un posto comunque importante. Con l'intervista esclusiva ad Andrea Soncin e Cristian Brocchi chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana, mercoledì come al solito alle 15:30 per continuare a parlare di Serie D ed eccellenza, mentre invece per parlare di promozione e anche volendo di prima categoria l'appuntamento è per la prossima settimana il giovedì alle 21 sempre qui sul canale 19 di TVM Palermo. A tutti voi il buon proseguo.